Era doveroso invitarlo, lui è Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL FSP Polizia di Stato. La Padrone, ben ritrovato. Ovviamente il motivo di questo invito è molto chiaro, no? Queste zuffe tra i manifestanti e la polizia che purtroppo anche finiscono non sempre bene. Abbiamo visto il caso di Torino, abbiamo visto appunto queste bombe carta contenenti chiodi e bulloni contro le forze delle polizie. Il Viminale dice volevano fare del male e purtroppo i poliziotti, che siano poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, sono sempre appunto il primo baluardo, no? Contro cui scagliarsi. Cosa sta succedendo? Ma grazie dell'invito e di corsa sono venuto. Il problema è questo, io le chiamo ormai manifestazioni con quello che è l'iter già denunciate. Abbiamo parlato lunedì scorso di queste cose e sono sicuro che le prossime saranno e avranno questo fine, queste immagini torneranno a essere in onda. Perché si è partiti da Macerata e c'è ormai, che è chiaro, lampante, che è ormai una questione politica. Ormai è un pretesto, ecco. E quindi è uno spunto, perché parliamoci che ci sono sempre state queste cose, questi pareri, ci sono sempre stati. Però il problema è il fatto che la polizia è sempre, le forze di polizia sono sempre quelle che poi ci vanno di mezzo. In prima linea. In prima linea. Allora, due sono le cose. Avete visto le immagini, io guardavo anche sui social quelle di Pisa. Bene, vi ricordate e guardate come si sono presentati i manifestanti, guardate come si sono presentati oggi i manifestanti. Beh, queste immagini di oggi sono quelle che ci ricordano quando ad Aviano abbiamo avuto gli scontri, che fu la prima piazza dove i manifestanti, questi facinerosi, si presentarono con dei gommoni. Oggi si sono ripresentati a Milano, si sono ripresentati nuovo, con quel sistema, ma era un sistema che noi delle forze dell'ordine avevamo già capito, individuato, e quindi anche un'azione di sgombero diverso da quello che poteva essere in precedenza. Ma noi ad esempio a Torino, poi nella manifestazione di ieri, ci siamo costituiti parte civile per tentato omicidio, perché questi non sono manifestanti democratici, e noi siamo stufi ogni volta che la politica da una parte ci strizza l'occhietto e ci dà una botta sulla spalla e dall'altra manda in campo questa gente, perché tutta questa gente, la metà di queste persone, comunque quelli che vanno a scontrarsi con la polizia, parliamoci chiaro, sono mandati a fare queste cose. Sono dei banditi. Sono dei banditi criminali, l'ha detto anche lo stesso ministro dell'interno Minniti. Beh, noi diciamo a Minniti, attenzione Minniti, perché qua la situazione è grave, ci scappa il morto tra le forze dell'ordine, questo non lo potremo accettare, attenzione, ma quelli che sono venuti là, che con bombe e chiodi, i colleghi hanno dovuto lasciare il campo per non essere più feriti di quello che sono stati. Bene, ecco, queste sono immagini i risultati, no? Della manifestazione democratica. Allora non possiamo accettare questa cosa. Ma mi riferivo anche alle immagini di Pisa. Se voi andate a vedere le immagini di Pisa su qualsiasi social, guardate come si sono presentati, già arrivati col casco in prima linea. E noi saremo quelli che secondo un partito, non mi interessa fare il nome, ma un partito nel loro programma ha scritto nuovamente che vuole che noi delle forze dell'ordine dobbiamo indossare un numero identificativo sul nostro casco. Ma da dove esce questo? Ma da dove esce? Ma come mai? Vergogna! Perché loro dicono che tutte le polizie in Europa hanno un numero identificativo che indica poi la persona per rintracciare il collega che ha, secondo loro, manganellato male e quindi colpito magari in una parte vitale, perché bisogna stare attenti dove diamo le manganellate. Loro possono lanciare le bombe coi chiodi, noi invece dobbiamo stare attenti a dove colpire. Durante un tipo di manifestazione del genere. Cioè non che uno per la strada la polizia, perché poi identificato fascista. Allora il problema è questo, loro possono venire in no, perché la legge non prevede, la legge non prevede che tu abbia
un casco durante una manifestazione. Questo è il problema. Allora si vieta questa manifestazione, ma democraticamente le manifestazioni devono essere concordate e quindi voglio dire, dove vogliamo arrivare? Se vogliamo il morto tra le forze dell'ordine, siamo sulla strada giusta. Siamo sulla strada giusta, un bel processo. Sì. Questi colleghi hanno preso 12,50 euro, ok? In più del loro stipendio oggi. Per rischiare la vita. 12,50 euro. Ecco, io non parlo mai di soldi, però stavolta lo devo dire. 12,50 euro. Sì. Perdonatemi. Raffaele Padrone, grazie grazie come sempre, ma era doveroso ovviamente grazie. di lei e parlare con lei appunto di questi episodi. Alla settimana prossima. Grazie a voi. Le imprese italiane guardano all'estero.